Se anche tu vuoi venire allo stadio con me, seguimi su Instagram e ti spiego come partecipare. Io aiuto, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Sperana, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi siamo qui allo stadio Maradona come per tutte le partite in casa. Napoli-Cremonese, abbiamo un conto aperto, un conto in sospeso, non sono solo, con me c'è un oggetto misterioso che già c'è stato in un altro video. Ma chi è? Si becchio forte, ricordatevi, ci mangiamo. Il mitico chef Franco. Ciao ragazzi. Abbiamo un conto aperto, una ferita. Io soprattutto ho dei panni ancora da lavare, bagnati, perché i via pure l'acqua. Però ti posso dire una cosa, te lo dico proprio nel tuo video. Il Napoli vince, però a me questi partiti mi fanno un po' paura. Devi dire la verità. Però, perché sono squadre che non hanno niente da perdere. però ho visto che Spalletti in football l'ha messo tutti i titolari. Vabbè, giusto. Lozano a destra, Kvaratskhelia a sinistra. Raga, andiamo dentro con lo stadio, tra poco vi faccio vedere il mio ospite, perché come sapete ho regalato il biglietto ad un follower. Andiamo dentro. Raga, eccoci qui, siamo dentro lo stadio con Giuseppe. Ciao ragazzi. Lui è il quarto mio follower che ha avuto in regalo il biglietto per questo Napoli-Cremonese, quindi mi raccomando, se volete vincere anche voi un biglietto e venire allo stadio con me, seguitemi su Instagram e vi dico un po' come partecipare. Tanti tifosi della Cremonese, sempre numerosi. Grande mister! Vara! Tanti auguri, vitami! Sei sconfiato pallone. Perché tira proprio grande. Bella. Metti Angelo qua. Tira! Maestro! Ma che tira in mezzo, maestro! Dai, dai, dai! Va più forte! Va più forte!
Sacci, ma c'è più la palla a mano a mettere. Un sapone un po' più facile. Quindi Sacci. Ha pigliato Pera, se l'ha già avreo. Ha pigliato Pera, ha pigliato. Anche non l'ha pigliato proprio pallone, l'ha visto manco pallone, l'ha pigliato solo Pera. Poi fine primo tempo 1-0 con qualche polemica dagli spalti per quanto riguarda quel rigore. Per me era rigore perché le gambe si sono intrecciate e quello non ha proprio preso il pallone. Non se l'è manco andato a rivedere, non lo so, forse la regola dice questo. Comunque 1-0. Dobbiamo chiuderla nel secondo tempo, tra poco. Vai Lozano, va! Vai! Oh, tira! Ma no! Ma no, se l'ha spalancata tutta! Se l'ha spalancata la porta! La seconda palla, è arrivato un po' qui. Ma ci sta nessuno là, se canta fa chiudere, si sta da mettere a Pecora.